Domani prima partita con i 3 punti in palio, c'è un passaggio di turno da conquistare, insomma, inizia il calcio vero. Sì, domani è la prima gara ufficiale dove conta il risultato, quindi rispetto agli amichevoli che abbiamo fatto fino adesso dobbiamo cercare di vincere la gara, insomma, al di là dell'avversario, proprio come discorso anche di mentalità, dobbiamo cercare di vincerla. Poi nel calcio tutto può succedere, però l'importante è approcciare bene la gara, perché comunque è una partita importante, nel senso che ci teniamo alla Coppa Italia, ci dà l'opportunità di giocare anche più avanti e in questo momento ci fa bene, insomma, quindi per varie situazioni è importante cercare di passare il turno. Come ci arriva la squadra a questo appuntamento? Ci arriva con i giusti carichi di lavoro, secondo me, nel senso che abbiamo lavorato parecchio, stiamo andando un po' più sullo specifico, sulla reattività, anche sulla forza esplosiva, però è normale che in questo momento non si possa essere al top, se no dal mio punto di vista vuol dire che si è lavorato troppo poco. C'è anche, diciamo, l'esordio, no? In una partita ufficiale nel proprio stadio, per molti sarà la prima volta, incluso per lei, non so, magari c'è anche un pizzico di emozione oppure la concentrazione solo sulla gara. No, siamo umani, quindi è normale che ci sia emozione, perché lo stadio è uno stadio importante, calcio Padova è una storia importante, quindi è normale che ci sia sia da parte mia che da parte magari di chi gioca per la prima volta emozione, ma è giusto che sia così. Anche perché alla prima amichevole c'erano 1000 tifosi a Leuganeo, forse penso che nessuno se l'aspettasse, c'è voglia di calcio in città, ecco, adesso tocca a voi. Sì, noi cercheremo, insomma, come abbiamo sempre detto, con il massimo impegno, con la massima determinazione, la massima abnegazione nel lavoro, di cercare di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi, che già non solo l'amichevole l'altro giorno, ma sono venuti tanti anche in ritiro, vederci con la Lazio, quindi sentiamo la responsabilità comunque di avere una tifoseria importante, calorosa, molto attaccata alla squadra, quindi cercheremo, e sarà sicuramente uno stimolo ancora maggiore per cercare di fare bene. Ecco, c'è il problema legato al Tinier, forse a questo punto sembra difficile un suo recupero. In questo momento stiamo valutando, insomma, magari di non rischiare, fosse stata una partita diversa, nel senso magari verso il fine campionato determinante, allora si poteva pensare di rischiare un giocatore che è fermo da qualche giorno. Purtroppo ha preso questa botta, la valuteremo fino a domani, però non credo che sarà impiegato. Quindi lo porterei nemmeno in panchina in teoria? Credo di no, comunque al momento no, poi vediamo nel tardo pomeriggio se abbiamo qualche responso di più dai medici, vediamo, ci penseremo un attimo. Che partita chiederai comunque alla tua squadra, fermo restando poi, insomma, un discorso da chiudere nei 90 minuti, possibilmente, no? Senza evitare eventualmente appendici. Chiedo comunque la massima attenzione, la massima concentrazione, perché è una squadra che, al di là che faccia in questo momento una categoria diversa dalla nostra, dobbiamo rispettare. Ad agosto ci sono squadre che stanno meglio, giocatori magari che hanno una corporatura diversa e magari sono più veloci, più rapidi, quindi dobbiamo prenderla con la massima attenzione e determinazione, perché, ripeto, come ho detto prima, ci teniamo a passare il turno per vari motivi. Avete avuto un materiale su cui studiare l'avversario o è un po' un salto nel buio? Sì, sicuramente durante l'anno avremo maggiori informazioni, però anche qua abbiamo preso informazioni come è giusto che sia, perché, ripeto, rispetto anche per l'avversario si deve essere sempre al di là della categoria.